Il timore è che la leadership della regione possa passare di mano, è un timore che condivido anch'io e per il quale lavoriamo giorno e notte affinché non succeda. Uno degli scenari possibili, il meno auspicabile, tenere salda l'alleanza di centrodestra in Veneto cedendo sul candidato, la palla passa a Fratelli d'Italia. Secondo scenario, restare al timone della regione consolidando la fase di buon governo Zaia, cedendo però sul candidato sindaco a Venezia. Il nome in pole position è quello di Raffaele Speranzon. Terza ipotesi, lo strappo della Lega. Si corre da soli, sempre più caldeggiato dal capogruppo in regione Alberto Villanova. Colui che è l'ariete in consiglio regionale, che deve esprimere anche una posizione politica ed è slegato da funzioni di giunta e quindi più istituzionali e di governo, fa bene a fare il lavoro che fa, tra virgolette, nel senso anche a porre delle provocazioni dal punto di vista politico, è il ruolo di ogni bravo capogruppo. Difendiamo la leadership che abbiamo conquistato sul campo, l'abbiamo conquistata in 30 anni di lotte e di battaglie. Quarto e ultimo scenario, una Lega spaccata in due. La reazione della base dipenderà dalle scelte strategiche del leader Matteo Salvini, scelte che potrebbero far deflagrare una parte del carroccio. Barbisan, vice segretario regionale, avverte: la forza della Lega resta la sua compattezza. Chi ha abbandonato la Lega ha vissuto un giorno di gloria, un mese di gloria, ma poi tanti anni bui. La forza della Lega in entrambi i casi è la sua unità, la sua compattezza. La leadership della Lega col presidente Zaia ha dato i risultati che vediamo che sono sotto gli occhi di tutti, almeno per noi, e assicurare un buon governo della Regione Veneto con un candidato della Lega è il nostro lavoro per ora.